Abbiamo superato la prova dei 10 giorni dalla prima apertura, dice il governatore Zaia, che annuncia l'apertura di centri estivi e delle palestre. Resta il nodo dei protocolli di sicurezza, lettere ai prefetti per gli spostamenti con il Friuli, Venezia e Giulia. Confindustria, commercianti e artigiani commentano il nuovo provvedimento del governo da 55 miliardi di euro. Bene l'IRA per gli sgravi per le imprese, ma avvertono ora servono tempi certi. Sono già una cinquantina i titolari di bar e ristoranti del centro di Treviso che hanno inviato al comune la richiesta per poter creare o allargare il proprio plateatico, solo così potremo ripartire, spiegano. Ascom Confcommercio Treviso ha presentato la nuova piattaforma di e-commerce per la provincia, una nuova opportunità per aziende e consumatori in questa fase 2 di ripartenza. È scivolato, precipitando e scomparso davanti agli occhi del suo compagno di escursione sul Monte Perona Sedico. Così è morto Floriano De Col, 63 anni, di Follina, grande appassionato di montagna. Aveva provocato un incidente a inizio marzo in zona Castelfranco, nel quale erano rimasti coinvolti un uomo e una donna. Neopatentato viene individuato dalla polizia stradale, subito decurtati 30 punti dalla patente, oltre alle denunce penali. Sono stati momenti durissimi, ho avuto paura di non farcela, così racconta Giacomo Cozzolato, ricoverato in ospedale a Montebelluna, la storia di quei giorni tra la vita e la morte. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. In primo piano dunque le ultime novità, gli aggiornamenti sui contagi, la situazione in Veneto con il governatore Zaia che dice dopo 10 giorni non si sono registrati focolai, non c'è stato un incremento dei ricoveri e quindi da qui la volontà di accelerare l'apertura anche di palestre e centri estivi tra gli 0 e i 14 anni già da lunedì prossimo 18 maggio. Sono ore decisive per capire però quale sarà la cornice del governo sui protocolli di sicurezza. Sono passati 10 giorni e per cui volevo sottolineare questo aspetto, nel senso che se la preoccupazione era quella della reinfezione con l'apertura e quindi con la liberazione, fra virgolette, del 1.200.000 eventi di lunedì 4 maggio, ad oggi non abbiamo contezza e non abbiamo assolutamente nessun segnale di casi di piccoli focolai, microfocolai o quant'altro. La prova di 10 giorni sembra essere stata superata, un particolare non da poco, visto che il tema di queste ore è la riapertura dei negozi in sicurezza a partire da lunedì 18. Il punto è che si conosce il quando, ma non ancora il come. Tavoli tecnici si stanno susseguendo a tutti i livelli, da Roma a Venezia. Dal punto di vista operativo si aspetta un nuovo decreto del governo di tipo generale cui agganciare i provvedimenti regionali. La Regione in teoria, secondo quanto abbiamo parlato, dovrebbe poter presentare un'ordinanza dopo l'emissione del DPCM e più estensiva rispetto al DPCM, qualora lo creda e voglia farlo la Regione. Insomma, la stessa Regione è in attesa di capire le nuove mosse di Roma. Finora ci sono stati solo impegni. Zaia intanto ribadisce la via veneta. Noi siamo nelle condizioni di anticipare già che noi chiediamo l'apertura di molte attività, tra le quali, vabbè, è inutile che stia qui a ricordarvelo ancora, tutte le attività commerciali, ma immagino, spero che il DPCM già lo preveda. Tutto il tema dei bar e ristoranti, delle parrucchiere, quindi servizi alla persona, però noi chiediamo anche che sì, come Veneto chiederemo, e quindi sto parlando del futuro, chiederemo l'apertura dei centri sportivi, delle palestre e delle piscine. In mezzo c'è l'INAIL con i suoi protocolli di sicurezza. Anche qui bisognerà capire quali saranno i margini in capo alla Regione per superare possibili vincoli generali. Quelli che ci sono, ribadisce Zaia, sono impraticabili. Le linee guida dell'INAIL in alcuni contesti, in certi comparti, sono inapplicabili, o meglio, si applicano, ma non si apre. Il tema della spiaggia è uno di questi, il tema dei ristoranti è un altro tema. Insomma, capite che sono linee guida molto prudenziali, probabilmente corrette per alcuni contesti nei quali non c'è il controllo, diciamo, di quello che sta accadendo, ma non per noi. E nella via veneta alla riapertura ci sono anche le strutture per l'infanzia, i GREST, i centri estivi dagli 0 ai 14 anni. La conferma è arrivata dallo stesso governatore che sul punto si sta confrontando sempre con il governo. Siccome noi abbiamo già fatto le linee guida, infiliamo tutto nell'ordinanza e vedremo cosa il governo ci risponde. Quindi se passa, noi possiamo dire che la prossima settimana apriamo anche tutti i centri estivi, o meglio diamo la stura
per partire con tutte queste iniziative, centri estivi, GREST, scuole paritarie o quello che è. Questa è la nostra operazione, questa ve la posso anticipare. E dal 18 maggio si va verso la riapertura dei confini tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, con la possibilità di fare visita ai congiunti per i residenti delle aree di confine. Questa è l'intenzione che Zaia con il collega Fedriga ha comunicato con una nota ai prefetti, e questo sulla base della curva epidemiologica in diminuzione in entrambe le regioni. E sono i sottosegretari veneti che oggi hanno illustrato il decreto rilancio ad aprire alle regole regionali per andare oltre l'INAIL. Dobbiamo trovare una convergenza, questo è il loro appello. Un'ulteriore fase di confronto, di discussione con le regioni che è in corso in queste ore, per fare in modo che quei protocolli possono anche in chiave regionale essere elaborati e verificati, garantendo le aperture che si è detto, ma garantendo anche la sicurezza e evitando il fatto che ci possano riaccendersi dei focolai. L'apertura del governo sulle aperture, giochi di parole a parte, sta nelle dichiarazioni di Andrea Martella, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri. I protocolli di sicurezza quindi potranno essere regionalizzati. Questa è la linea dell'esecutivo, che spera in una convergenza. Quindi il confronto con le regioni è ancora aperto in queste ore. Alla fine si dovrà trovare un punto di caduta perché quei protocolli, che possono anche sembrare rigidi, siano elaborati anche in sede regionale per consentire una riapertura delle varie attività. Credo è iniziata una nuova fase di responsabilità comune da parte di tutti. E per una partita ancora aperta ce n'è un'altra chiusa dopo settimane di annunci e tensioni. È il decreto rilancio, 55 miliardi di aiuti per le famiglie e le imprese. Per queste ultime in particolare c'è il taglio dell'IRAP, molto atteso a nord-est. È un intervento di forte respiro di liquidità per le imprese, peraltro chiesto esplicitamente dei rappresentanti del mondo d'impresa. Ci sono anche le risorse liberate per i comuni e il trasporto pubblico, altri due fronti che avevano visto i sindaci del Veneto mobilitati. Sono 3 miliardi e mezzo liquidi che verranno dati al più presto ai comuni, e laddove dovessero servire il governo ritornerà sui propri passi. Ma oltre a questi 3 miliardi e mezzo c'è un fondo di 500 milioni tanto per il trasporto pubblico locale. Il via libera del Consiglio dei Ministri ieri sera al decreto rilancio Italia, che prevede risorse per aziende e famiglie, viene accolto positivamente dalle categorie che però chiedono tempi rapidi per le risorse messe a disposizione. È un decreto molto corposo che richiede tempo per un'attenta valutazione e non dà una scala di priorità per la ripartenza del Paese tra misure assistenziali e quelle di sostegno alle imprese. Così Maria Cristina Piovesana, presidente di Assindustria Veneto Centro, sul decreto rilancio presentato dal governo. Apprezziamo che si siano ascoltate le proposte per il taglio dell'IRAP del primo trimestre e i fondi per i pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione, ma molti provvedimenti, aggiunge Piovesana, non saranno di immediata attuazione e temiamo che il fattore tempo diventi una variabile essenziale per la loro efficacia. Fattore tempo che sottolineano anche artigiani e sindacati. Il problema è il ritardo col quale è stato emesso, e soprattutto quello che ci preoccupa è la tempistica attraverso la quale i procedimenti vengono poi effettivamente attuati. Capiamo che si fa tutto a debito, nessuno non riconosce queste cose, ma credo che anche a elementi straordinari come è stata questa emergenza sanitaria ci dovrebbero essere anche procedure straordinarie. Queste risorse devono essere impiegate, a nostro avviso, subito e bene, nel senso che ci sono realtà che stanno soffrendo. Penso ai lavoratori in cassa integrazione, penso alle piccole partite IVA che attendono delle risorse per poter riprendere il lavoro, e a queste persone vanno date senz'altro delle risposte immediate. Confartigianato fa poi il punto sulla cassa integrazione di settore. Al 31 di marzo, perché i dati del mese di aprile li stiamo raccogliendo adesso, ci sono, per quanto riguarda l'artigianato, 13.000 dipendenti in FSBA, che è il nostro strumento bilaterale della cassa integrazione, in provincia di Treviso su 28.000, e ci sono 4.000 aziende
su 8.000. Il pagamento a oggi è di circa il 50%, quindi un po' superiore alle altre casse integrazioni, ma non soddisfacente. Noi fortunatamente lo riusciamo a recuperare un po' attraverso gli enti bilaterali veneti. Infine la questione dell'applicazione delle misure di sicurezza previste per la ripartenza delle aziende. Fondamentale, secondo gli industriali, che venga esclusa la responsabilità civile e penale del datore di lavoro in caso di contagio da Covid-19, un'altra richiesta che Confindustria aveva avanzato fin dall'inizio. Intanto Ascom Confcommercio Treviso ha presentato la nuova piattaforma di e-commerce per la provincia, una nuova opportunità per aziende e consumatori in questa fase 2 di ripartenze. Oggi lanciamo un grande progetto che ci rivedrà, spero di persona, il 1° di luglio alla transazione del primo acquisto di uno degli oltre 50 e più mila prodotti che saranno caricati, e lo faremo insieme con questa nuova modalità. Un grande negozio virtuale a disposizione delle piccole e medie imprese del commercio della marca trevigiana, una vetrina nella quale esporre e mettere in vendita i propri prodotti, da un lato, e dall'altro una nuova opportunità per i consumatori. Treviso Now è l'e-commerce di Ascom Treviso, che in questa fase delicata di ripartenza si mette a disposizione dei commercianti, azzerando i costi per tutti gli associati che decidono di aderire alla piattaforma entro il 31 dicembre 2020. Per gli associati comunque che decideranno di aderire alla piattaforma dopo il 31/12/2020, comunque sarà applicato uno sconto del 50%. Per le ditte non associate, anche queste lo sconto del 50%. Durante il lockdown gli acquisti online anche nella marca hanno registrato un'impennata, una nuova modalità destinata a continuare anche nella fase 2. Con questa visione è stata creata la piattaforma che darà l'opportunità alle aziende di proporre tutto il proprio catalogo, di aggiornarlo e decidere liberamente i prezzi di vendita, mentre i cittadini potranno fare gli acquisti scegliendo per marca, categoria, nome del negozio, offerte speciali, col vantaggio di poter fare una spesa mista, ma con un unico ordine e un'unica consegna gratuita presso i punti di ritiro. Solo i venditori della provincia, che siano aziende o negozianti, possono vendere in questo marketplace. Il consumatore avrà dei prezzi local di favore, migliorativi, il sistema riconosce in automatico se il consumatore è della provincia, e la grossa novità è quella di dare la possibilità di avere la consegna gratuita in 24 ore. Questa è la nostra risposta concreta alle domande rimaste inevase, spiega il presidente Capraro. Noi siamo tempestati da richieste di informazioni, di certezze su cosa succederà domani mattina, sui decreti che escono, su decreti di aprile che escono a metà maggio e che non danno ancora risposte. Ecco, la risposta vera, la risposta pratica è di chi sta sul territorio, e questa. Baristi, ristoratori si preparano alla ripartenza del 18 maggio, molti puntano ad allargare i propri plateatici. Ho richiesto semplicemente con un'email al Comune di Treviso la richiesta di poter ampliare il plateatico allegando una bozza del disegno. Questo l'ho fatto ieri sera. Questa mattina sono già usciti e mi hanno dato, sulla proposta che avevo fatto, mi hanno dato l'ok. Telefonicamente devo ancora mandare la piantina dettagliata con le misure, però i vigili sono già venuti in sopralluogo per darmi un consiglio come potevo fare, e mi hanno detto che posso aumentare fino al 50% nella parte di viabilità e del 100% per i tavoli. Sono già una cinquantina i titolari di bar e ristoranti del centro di Treviso che hanno inviato una mail per chiedere di poter creare o allargare il proprio plateatico in vista delle riaperture. Molti altri sono pronti nelle prossime ore ad inoltrare la domanda. Quel pochino che posso espandermi lo faccio, perché i tavoli sarebbero veramente pochi, perché io qui ho 40 metri, prima avevo 14 tavoli, adesso mi toccherà metterne 6 massimo.
Per la ripartenza, bar, ristoranti potranno sfruttare gli spazi esterni che diventeranno un'opportunità per svolgere la propria attività anche per i negozi. E così, in attesa lunedì di poter rialzare le saracinesche e riprendere il lavoro, per quanto possibile come prima del lockdown, ci si organizza aspettando però direttive certe. Se dovremmo in teoria aprire lunedì, come dicono il 18, ma senza linee guida sarà difficile aprire. In teoria da lunedì, per quello che si sa, era di poter riprendere e portare via e poterlo consumare fuori. Ma ancora non si sa nulla, non si sa se parlavano di tavolini messi in una distanza di 2-4 metri. Non si sa nulla, siamo in un limbo più totale. E metro alla mano si calcolano le distanze e si contano i tavoli che andranno eliminati. Considerato che ci dovrebbe stare una persona, massimo 2 se fanno parte dello stesso nucleo, se ho ben capito, ogni 4 metri quadrati andremo a turni, anche là. Sarà un terzo grado ogni volta che entra qualcuno. Da 14 tavoli con una media di 4 posti a sedere ciascuno, credo che riusciremo a metterne alla fine 7 per un totale di 20 posti. Dentro stiamo valutando, ma credo riusciremo a mettere solo 2 tavolini da 3 persone, da 17 posti a sedere a 6. Pulizia, con quei pochi soldi che sono rimasti cerchiamo di fare le spese, speriamo in una ripartenza, ma la vedo dura. Siamo tutti in ginocchio. Ma per tutti c'è la voglia di tornare alla normalità. Speriamo che lunedì si incominci a vedere Treviso un po' più viva. Manca quella cosa di vedere il sorriso della gente. Sono appena arrivati i dati del pomeriggio sui casi, nuovi casi e i ricoveri per quanto riguarda il Veneto, li vediamo insieme, sono 18.858 i casi totalmente positivi in Regione Veneto, con un incremento di 13 casi rispetto a questa mattina. Per quanto riguarda la provincia di Treviso abbiamo un incremento di un caso. Scende il numero delle persone in isolamento domiciliare, sono 4.436. Per quanto riguarda invece i ricoveri, sono 597 in totale le persone ricoverate negli ospedali del Veneto, 329 i positivi, 268 i negativizzati, con meno 13 pazienti ricoverati rispetto a questa mattina. 59 invece i pazienti ricoverati nella terapia intensiva, di questi 32 negativizzati, 27 ancora positivi, si registra un ricovero in più in terapia intensiva. Cresce anche oggi il numero purtroppo delle vittime, 8 persone in più che hanno perso la vita, siamo a 1298 in totale, però le persone che hanno perso la vita tra strutture ospedaliere ed ex ospedaliere in Veneto sono 1757. E torniamo a parlare della situazione dal punto di vista economico, con utenti sul piede di guerra che hanno preso d'assalto i centralini di Contarina dopo aver ricevuto le bollette per l'asporto rifiuti. Contarina rassicura: nei casi più difficili siamo disponibili a confrontarci con imprenditori e cittadini privati. Centralini di Contarina presi d'assalto dagli utenti, commercianti, imprenditori ma anche privati che in questi giorni hanno ricevuto la bolletta per l'asporto rifiuti, un onere che in un momento economicamente difficile come questo, con molte attività che sono rimaste chiuse per il lockdown e cittadini rimasti senza stipendio, pesa ancora di più. Il direttore generale di Contarina allora fa subito chiarezza. Abbiamo cominciato l'operazione di spedizione prima che partisse questa emergenza coronavirus e quindi è stato continuato, anche perché la società vive ed esegue i servizi su quella che è la bollettazione. Questa bolletta è formata dal conguaglio dell'anno scorso, quindi del 2019, il consumato dell'anno scorso, e un acconto sull'anno in corso. Naturalmente non sapendo che sarebbe successo quello che è successo, l'acconto è calcolato sulla base del metà del costo dell'anno precedente. Visti i tempi dell'emergenza e la gravità della situazione, spiega Rasera, abbiamo attivato 2 manovre, le uniche possibili. Procrastinare il pagamento di 30 giorni per tutte le scadenze senza oneri e interessi, ma poi quella che è stata la cosa più importante, abbiamo deciso di aprire a tutti quelli che avevano problemi nel pagamento a un contatto diretto, in modo tale da coordinarci con loro e vedere quali erano le possibilità per o rateizzare
o portare più avanti o bloccare le fatture nei casi più problematici. È necessario, però, continua ancora il direttore, ricevere indicazioni sia dallo Stato che dai comuni che in assemblea approvano la tariffa. Su come applicare quelli che si chiamano sconti, che poi sono riduzioni della tariffa a fronte di una minore produzione, e come applicarli e come coprirli. Teniamo conto che se noi solo eliminiamo la fattura per qualcuno, quella fattura la deve pagare qualcun altro. Se invece c'è un finanziamento che arriva dallo Stato o da altre forme, questa viene completamente ridotta. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con la nostra edizione, siamo alla cronaca, tragedia in montagna. Stamattina durante un'escursione sul Monte Peron a Sedico, nel Bellunese, ha perso la vita un 63enne di Follina. È scivolato e precipitando è scomparso davanti agli occhi del suo compagno di escursione. Così è morto Floriano De Colle, 63 anni, di Follina. L'uomo era un grande appassionato di montagna. Stamattina De Colle era partito presto in compagnia di un amico per raggiungere le creste del Monte Peron in comune di Sedico. Un sentiero che sale dritto e ripido, che si imbocca da Pian della Fraina, che si avvicina alle rocce, che in certi tratti è protetto da cavi metallici e che conduce al filo di cresta che tiene unito il Peron alla Pala Alta. Da lassù, a poco più di 1400 metri di quota, Floriano De Colle è precipitato. L'amico ha subito chiamato il 118. Alle 10:15 l'elicottero del SUEM si è alzato in volo e, giunto nel luogo indicato, dopo una rapida perlustrazione ha individuato il corpo esanime del 63enne. La salma è stata recuperata, ricomposta e trasportata fino a Candaten, dove una pattuglia della polizia ha redatto il verbale dell'incidente. Floriano De Colle era molto conosciuto a Follina, dove abitava nella frazione di Valmareno. Era molto riservato, ma ci salutavamo sempre quando lo vedevo camminare davanti a casa mia, dice il sindaco Mario Collette. Floriano De Colle era in pensione da un anno dopo aver lavorato per una vita alla Zoppas. Vedovo da 30 anni, lascia la sua attuale compagna e una figlia che vive in Inghilterra. Una violenta lite che ha attirato l'attenzione dei vicini di casa è quella costata una denuncia ad un 40enne di Farra di Soligo, disoccupato. I carabinieri intervenuti sul posto su segnalazione dei residenti delle abitazioni vicine hanno scoperto che dietro al litigio c'era una questione di spaccio. L'episodio nella serata di ieri. I carabinieri della stazione di Pieve hanno denunciato il 40enne incensurato per detenzione di sostanze stupefacenti. In casa aveva 20 grammi di cocaina. E ancora aveva provocato un incidente ed era fuggito, era caduto a Castelfranco nei pressi della rotatoria di via Borgovicenza il 1° marzo. Ad individuare l'automobilista la polizia stradale. Si tratta di un giovane neopatentato residente nel Padovano che il giorno dell'incidente proveniva dal centro città e si era scontrato con una Mercedes a bordo della quale c'era un uomo e una donna che entrambi dopo il sinistro avevano dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Il giovane invece di fermarsi era fuggito, è stato identificato. Pesanti le sanzioni per lui, ritiro della patente, denuncia in stato di libertà e decurtazione di 30 punti sulla patente. E adesso la storia di Giacomo Cazzolato di Caerano San Marco, ricoverato in ospedale lo scorso 23 marzo a causa del Covid-19. Per 8 giorni è rimasto ricoverato in rianimazione. Ho avuto paura di non farcela, ci racconta. Sono stati momenti durissimi, ho avuto paura di non farcela, così racconta Giacomo Cazzolato, ricoverato in ospedale a Montebelluna il 23 marzo. I sintomi sono quelli che tutti conosciamo: febbre alta, tosse e difficoltà a respirare. In pronto soccorso la diagnosi polmonite bilaterale da coronavirus. A quel punto mi hanno intubato e portato in terapia intensiva. Nella voce e negli occhi di Giacomo ancora l'angoscia di quei giorni interminabili. Ho pensato di non farcela perché sono stato notti senza mai dormire e passavano per la mente tante cose. Siamo persone umane e sappiamo che viviamo adesso, e quando si presenta una brutta esperienza, una brutta malattia così, non sai neanche cosa pensare effettivamente. Poi ha aggiunto: guardi, una brutta malattia che ti riduce in uno straccio.
Giacomo, 68 anni, non aveva malattie pregresse, mai preso una pastiglia nemmeno per la pressione, ci racconta, e mai avrebbe pensato di stare tanto male. È stato grazie ai fisioterapisti che, passata la fase difficile, lo hanno messo in piedi. Il suo pensiero a chi era con lui nel reparto Covid e che ancora sta combattendo. Li sento per telefono e cerco di incoraggiarli. Oggi ha avuto la notizia che dopo 51 giorni il tampone è risultato negativo. Da domani inizia una nuova vita, ci dice, ma lancia un appello a tutti. Colgo l'occasione per mandare questo messaggio di non essere superficiali, ma attenersi alle regole in modo da evitare certe confidenze, diciamo così, che possono compromettere qualcosa di molto grave, perché l'inghippo è sempre dietro l'angolo e mi dispiacerebbe che qualcuno provasse le esperienze che ho fatto io. Il Consiglio di amministrazione dell'ISRA ha messo a punto un articolato piano per l'apertura progressiva delle residenze che verrà avviato appena la Regione darà il via libera. Nel frattempo, a partire da martedì 19 maggio, sarà possibile per i familiari che lo desiderano, previa prenotazione, avere un appuntamento per salutare il proprio congiunto attraverso le pareti vetrate a piano terra di ogni residenza. Ci rendiamo conto, dicono dall'ISRA, che questa è un'apertura a struttura chiusa, ovvero un'apertura in piena sicurezza, ma riteniamo che dopo mesi di totale assenza fisica, anche solo vedere le persone dall'altra parte del vetro sia già un buon primo risultato. È un modo per sincerarsi che tutto va bene. Ed è partita lunedì la campagna anti-zanzare del comune di Treviso, importante soprattutto in un momento come questo in cui sotto la lente di ingrandimento vi è ogni veicolo possibile di trasmissione del Covid. Le zanzare da sempre sono veicoli di trasmissione di altre malattie e quindi è meglio sempre prevenire. E comunque è un'azione importante anche per la salute pubblica. È partita anche quest'anno la campagna anti-zanzare del comune di Treviso, che oltre a programmare interventi di disinfestazione per le aree pubbliche, aree verdi, giardini di plessi scolastici, distribuirà gratuitamente le pastiglie antilarvali presso il comando di polizia locale in via Castello d'Amore. È considerato un assembramento giustificato, chiaramente manteniamo sempre la distanza sociale e le mascherine e i guanti dove necessario. I cittadini sono dunque autorizzati a recarsi presso il comando per ritirare tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 18 le pastiglie, ed è possibile farlo fino al 24 di maggio. Durerà 14 giorni la distribuzione, quindi eventualmente se dovessero essere ancora richieste possono contattare il settore ambiente che le darà ulteriormente. Un piano che il comune ha voluto replicare visto il successo dell'anno precedente, a maggior ragione in questo momento. È stato inoltre stabilito con un'ordinanza sindacale che i cittadini non dovranno abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura dove possa raccogliersi acqua piovana, di svuotare giornalmente qualsiasi contenitore e coprire bidoni e cisterne. Secondo i nostri dati praticamente tutti i cittadini di Treviso che hanno aree verdi hanno aderito, e ricordo che chi abita in un condominio deve venire o l'amministratore o un condomino con la delega firmata. Anche il comune di Valdobbiadene, per favorire soluzioni che privilegino l'uso di spazi all'aperto rispetto ai locali chiusi in vista della ripartenza del 18 maggio, ha studiato un piano straordinario per semplificare ed agevolare la ripartenza del comparto della ristorazione. Per consentire l'ampliamento delle rispettive superfici di somministrazione, infatti, l'amministrazione comunale di Valdobbiadene ha deciso di concedere gratuitamente l'occupazione del suolo pubblico ai pubblici esercizi. Il comune ha anche già individuato le aree disponibili ed è già pronto ad indicare le modalità operative ai pubblici esercizi che aderiranno al piano tramite posta elettronica certificata. Una donazione importante al reparto di microbiologia è quella promossa dalla campionessa di sci Deborah Compagnoni. Questa spinta proprio dal cuore di voler aiutare in un ambito locale. Il direttore del reparto di microbiologia Roberto Rigoli, la campionessa di sci Deborah Compagnoni lo conosceva già e a lui si è rivolta con la sua onlus Camminare per la Vita per chiedere come poter dare un aiuto in questa emergenza Covid. Da qui il dono proprio alla microbiologia di 1000 kit contenenti ciascuno 25 test sierologici per l'individuazione del virus del valore complessivo di 8.500 euro. E siamo stati contenti anche perché sono stati utilizzati nel reparto di maternità, mi pare, per le mamme, le future mamme, e perciò è stato un
una soddisfazione nostra. Compagnoni, già impegnata da tempo nel sostegno alla pediatria del Cafoncello, la campionessa olimpica si è a sua volta sottoposta a test rapido e qualcuno tra il personale ha anche approfittato per farle firmare la tuta da sci. Questo è un bellissimo gesto, una donazione importante per noi che serve per la comunità trevigiana e per testare sempre di più le persone in modo tale da isolare i positivi per il Covid. Quindi un grande gesto e ringrazio veramente di cuore. E adesso apriamo la nostra pagina con le notizie da Belluno e provincia. Costi abbattuti e meno scartoffie da compilare per ampliare i plateatici dei pubblici esercizi per sostenere la ripresa delle attività post-epidemia. Questi gli indirizzi approvati dalla Giunta Comunale di Belluno per aiutare i locali nel ritorno al lavoro e nel rispetto delle norme di distanziamento. Una spallata alla burocrazia per aiutare gli esercenti dei locali pubblici dopo oltre 2 mesi di chiusura forzata. La Giunta Comunale di Belluno, dopo un confronto con le categorie, ha varato una serie di indirizzi per sostenere la ripartenza delle attività commerciali. Ma cosa dice la delibera? Innanzitutto dice che per quanto riguarda i pubblici esercizi si possono mettere i tavolini in modo piuttosto libero, quindi usando le superfici che si trovano fuori dal locale, quindi nella strada, nei marciapiedi eccetera, in un modo molto semplificato, perché non occorre fare alcuna pratica edilizia, ci basta l'invio di una planimetria con cui faremo giusto le verifiche per capire se si riesca a passare. In caso di ampliamento delle superfici di vendita, dato che la legge prevede la presentazione della SCIA, cioè della segnalazione certificata di inizio attività, pur se la pratica è estremamente semplice, la Giunta ha chiesto alla Regione la possibilità di derogare anche a questo iter. E chiederemo alla Regione del Veneto di poterci interfacciare con le aziende sanitarie per trovare una modalità semplificata e non opprimente, diciamo così, per garantire da un lato gli standard igienico-sanitari e di distanziamento che sono necessari, dall'altro senza inventare soluzioni troppo complesse per chi mette i tavolini appunto al di fuori, no? Al di fuori dei propri locali, in modo tale appunto che diventi una possibilità da un lato per gli esercenti di non perdere fatturato nei limiti di quello che è possibile, ma anzi aggiungo una opportunità invece per recuperare il fatturato che oggi non c'è più. Oltre alle agevolazioni relative all'ampliamento dei plateatici, la Giunta Comunale ha affrontato lo slittamento dei termini per l'imposta di soggiorno a metà ottobre e della COSAP a fine luglio, ma la manovra presentata ieri sera dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, cancellando la tassa per bar e ristoranti, ha di fatto aperto una voragine nelle casse dei comuni, tanto da far dire al primo cittadino di Belluno: se non ci saranno provvedimenti economici seri e importanti per gli enti locali, non ci sarà altra soluzione che tagliare i servizi. E novità a Ponte nelle Alpi, l'amministrazione comunale propone un corso di formazione gratuito per babysitter. Le ragioni dell'iniziativa sono duplici: da un lato aiutare le famiglie che con la ripresa dell'attività lavorativa e la chiusura delle scuole devono pensare a gestire i figli, dall'altro dare la possibilità a persone senza occupazione di trovare un lavoro. Il corso, che inizierà a fine maggio, sarà rivolto in modalità online e darà la possibilità ai partecipanti di entrare nell'albo babysitter, che è già disponibile nel sito del Comune di Ponte nelle Alpi. Per informazioni gli interessati possono scrivere una mail all'indirizzo iorestocacasa@pna.bl.it oppure rivolgersi telefonicamente all'URP del Comune. E tornano a rivivere, anche se con funzioni naturalmente solo culturali e turistiche, le antiche prigioni di Feltre, ricavate nei piani interrati del Palazzo Pretorio e chiuse quale luogo di detenzione negli anni 60 del secolo scorso. Vediamo le esclusive immagini nel nostro servizio. È di mole imponente il Palazzo Pretorio a Feltre, che in passato fu dimora del podestà e del potere veneziano. Al primo piano vi si trova la Sala degli Stemmi, la parte nobile dell'odierna sede del municipio, a cui si accede dal loggiato palladiano del Palazzo della Ragione. Nei piani interrati del Palazzo Pretorio, fino agli anni 60, si trovavano le antiche prigioni di Feltre, chiuse dopo la metà del Novecento, ma che hanno una storia che parte dal XII secolo. Da allora sono adibite ad archivio comunale. Luoghi segreti che l'amministrazione ha deciso di riaprire, inserendoli nel nuovo circuito Totem 2020. Saranno un luogo all'entrata della città.
Si conservano all'interno delle prigioni molti arredi originali, le porte, le inferriate e anche la forma delle celle è molto suggestiva, e quindi quest'anno abbiamo deciso, un po' anche vista la particolarità del periodo, abbiamo pensato di ridare vita a un luogo che non è mai stato aperto al pubblico e che sicuramente sarà molto suggestivo. L'ingresso alle prigioni di Feltre sarà contingentato in orario serale a piccoli gruppi e nei locali saranno predisposti pannelli illustrativi e alcuni semplici allestimenti che richiamino l'uso storico delle stanze, anche nell'intento di valorizzare l'archivio e la sua funzione di memoria cittadina. Saranno inoltre proiettati dei brevi video con letture di brani tematici tratti da cronache e opere letterarie corredati da immagini evocative. È un inizio, secondo me, di un percorso che potrebbe portare a sviluppare da qui ai prossimi anni uno spazio di carattere espositivo e di carattere di suggestione all'entrata della città. La riapertura delle ex prigioni consentiranno al Comune di Feltre di proporre, insieme al percorso della Sentinella e alle torri cittadine, un itinerario lungo la Feltre rinascimentale che certamente diventerà motivo di interesse sul piano turistico. Siamo in chiusura, vi lascio alle immagini e ai video che ci avete mandato per la nostra rubrica Bimbi in TV. Vedremo il video di Benedetta da Ponzano, di Alessia ed Elia da Cendon, di Andrea, Simone e Nicole da Codogné. Poi naturalmente le previsioni del tempo, poi la sigla e poi ritorneremo con l'ultima parte della nostra edizione straordinaria. Grazie ancora per averci seguito e buona serata. Queste sono due caprette, lei è bianca e lui è fiocco. È fiocchetto. Ciao! Ciao! Presento i nostri pulcini. Li ha covati questa chioccia, sono 9 e sono nati tra venerdì e sabato scorso. Sotto la chioccia c'erano anche gli altri 4 pulcini che sono di razza nana e la chioccia non li ha accettati. Li alleviamo sotto la lampada. Chi è quello? Lui è Pingui perché assomiglia a un pinguino. Il mio è Pingui. E quello che abbiamo salvato? È lui. L'abbiamo lasciato sotto la lampada con i suoi fratelli. Le abbiamo messo qualcosa da mangiare e bere. Andrà tutto bene! Bentrovati al meteo. Prevale una certa variabilità sul nostro territorio a causa di correnti umide di passaggio. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 15 maggio. Sul Veneto il tempo risulterà spiccatamente instabile con cielo nuvoloso e piogge sparse ma frequenti su buona parte della nostra regione, fenomeni invece più intermittenti alternati a schiarite soleggiate vedete sul Rodigino e sul Veronese. Temperature minime tra i 12 e i 16 gradi, valori massimi compresi invece tra 21 e 25 gradi. Poche novità sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo condizioni di maltempo, vedete, con precipitazioni piuttosto diffuse sulla regione e localmente potranno risultare anche di moderata intensità. Vediamo anche le temperature, le minime saranno fino ai 17 gradi, massime invece tra i 22 e i 24 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, avremo anche qui rovesci e temporali persistenti su tutto il territorio regionale. Temperature minime sui 12-13 gradi all'incirca, massime invece fino ai 24 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.